benvenuti al palazzetto. Oggi, primo giorno di ritrovo, è un'emozione importante per me perché ritrovo dei vecchi giocatori dell'anno scorso, vecchi per modo di dire, ma soprattutto dei ragazzi giovani dove abbiamo puntato, e per me è una grande emozione trovare delle persone nuove che daranno il loro contributo alla squadra. Come ogni anno, la prima parte della preparazione è riservata a un grosso lavoro, diciamo, in termini di volume, in termini di attenzione anche al lavoro di fisico. Dobbiamo strutturare questi ragazzi, ancora più importante perché possano essere strutturati per reggere i carichi di lavoro e i volumi di lavoro che vogliamo avere durante l'anno. Una squadra che deve lavorare tanto, chi viene a Padova sa che dobbiamo lavorare tantissimo durante l'anno, probabilmente più degli altri, per riuscire a ridurre il gap che abbiamo con gli altri. I primi giorni sicuramente faticosi, come è giusto che sia. È chiaro che bisogna mettere benzina nelle gambe e nei muscoli per una stagione lunga e complicata, perché comunque la Superlega è un campionato molto difficile, se non il più difficile del mondo. Il nostro obiettivo è quello di far crescere i nostri ragazzi, continuare nel percorso di crescita e cercare di farli maturare il più rapidamente possibile, perché il campionato è di altissimo livello. Una squadra che ha voglia di fare bene, una squadra che ha tutti i buoni propositi e anche la maturità per poter fare bene quest'anno. Noi dobbiamo lottare per quei posti in più nella classifica e non certo per la salvezza. Il fatto che ci aggrega tutti, che siamo ragazzi giovani, ragazzi che hanno voglia di fare, di spingere al 100% in palestra, in allenamento e andare a prenderci qualche soddisfazione durante le gare. Quindi questo ci accomuna e ci rende forti. Yeah, my blood